perché ho saputo che ci sono state anche delle testimonianze, e quindi questo fatto di poter tirare fuori in modo che altre donne possano farlo è importantissimo, quindi anche solo per questo palco oggi ha dimostrato di essere un orgoglio per la città, quindi grazie. C'è qua con me una mia cara amica, lei la violenza l'ha subita, ha scritto un libro, questo libro, che racconta di quella che è stata la sua storia. È una cara amica, è iniziata come cliente perché nella vita faccio l'avvocato e purtroppo in molte occasioni ho sentito storie di questo genere. L'ultima, una ragazza abusata dal padre da quando aveva 13 anni in poi, era venuta da me per tutt'altro, e poi parlando così di un'altra situazione molto più pratica, un giorno mi ha raccontato tutta la sua vicenda. Sono Daniela Barzaghi e sono autrice di Manipolata, dalla manipolazione all'autorealizzazione. Quindi diciamo che in questa giornata di festa fondamentalmente quello che mi piacerebbe è soffermarmi forse sulla seconda parte del titolo, perché non vogliamo parlare solo di sofferenza ma anche di autorealizzazione. Manipolata nasce come libro di presa di coscienza e nasce per essere prudenti. Ecco, però bisogna cadere per risalire, direbbero quelli bravi. Assolutamente sì, anzi nella seconda parte del libro, quando si parla appunto di svolta, di come ritrovare la propria indipendenza emotiva, questo è il punto di forza, quello che lei ha appena detto, cioè il fatto di avere la forza di attraversare anche dei momenti di sofferenza, perché dopo che si è caduti, per uscire fuori e riconquistare la propria indipendenza emotiva bisogna anche avere il coraggio e decidere di passare attraverso quello che è il dolore. Ecco, ma qui insomma sono indiscreto, ma i giornalisti sono indiscreti, qui racconta la storia di qualcun altro, la storia sua. Manipolata non è un'autobiografia, diciamo che in questa storia ci sono persone diverse, ci sono cose che mi sono state raccontate, ci sono cose che ho visto e cose che ho sentito. Ecco, allora prima di chiudere però qual è il momento in cui si ha lo scatto, no? Raccontando queste storie, quando è il momento che si riesce a passare dalla fase di manipolata alla fase, diciamo così, di resilienza? Ecco, diciamo che è un percorso ovviamente, no? Non c'è un tasto e quindi esiste un giorno zero, per modo di dire, in realtà c'è anche un immediatamente prima che è molto importante, e questo momento è legato alla consapevolezza. Diciamo che Manipolata è proprio stato scritto per poter fare qualcosa per gli altri, no? Ed evitare di passare dei periodi molto lunghi prima di prendere coscienza. Il mio augurio è proprio quello che persone che in questo momento stanno soffrendo e stanno vivendo una storia di subordinazione possano accorgersene in tempo e magari non aspettare 17 anni come la storia della protagonista di Manipolata, perché 17 anni sono un tempo infinito. Sono troppi. Sono troppi.